Una protesta con le valigie di cartone il 30 aprile davanti all'ARS per dire no alla fuga di cervelli di giovani siciliani costretti a lasciare la propria terra per trovare lavoro. Una manifestazione capitanata da un parroco palermitano, Don Antonio Garau, che sottolinea subito che il movimento delle valigie non è un movimento di preti, ma raccoglie l'appello di tanti giovani che vogliono levare alto un grido, quello di chi lamenta l'inarrestabile deriva della Sicilia. Il 30 aprile è il giorno in cui l'Assemblea regionale siciliana ricorderà il trentennale della scomparsa di Pio La Torre e in quell'occasione vogliono essere lì a manifestare circa 200 tra laici, giovani e universitari a dare la propria adesione. Non chiedono confronti con la politica, ma mettono al centro della cronaca una emergenza epocale, la Sicilia agonizzante, per la quale è un dovere delle istituzioni lavorare e sostenere il sacrificio delle famiglie che li hanno formati investendo nello studio. L'appello ha raggiunto tanti vescovi siciliani che si stanno già adoperando sul tema. Ma la manifestazione non finirà il 30 aprile, un successivo incontro del movimento Valigie di Cartone è già in programma il 1° giugno. In quella data ci sarà il prete antipedofilia, Don Fortunato Di Noto, insieme a tanti altri che stanno già aderendo all'iniziativa per sostenere che il lavoro dei giovani siciliani sia per la propria terra, nella propria terra, per risollevarla dal pantano in cui si trova e farla crescere.